Buonasera e bentornati a Novis. Une autocisterne piene di gas, un vore inflammabile si è ribaltata dopo di mezz'ora sulla strada ferrata in comune di Bertiul. Feriti il guidador, ma a preoccupare di più e sono state le condizioni della cisterna che per fortuna ieri state intere. Sul puesto sono rimasti pompieri di ogni banda e di ogni distaccamento per tenere sotto controllo la zona e controllare le condizioni del veicolo. La strada resterà serrata per tutta la notte per far arrivare un veicolo speciale di mestre che disguiderà in sicurezza la cisterna in maniera di poter dopo portarle via. Alle in condizioni grivis ricoverati in prognosi riservate al Santa Maria delle Misericordie di Udine, un motociclista di Udine di 46 anni che di mattina Torlis 5 ha perduto il controllo del suo moto, Jenfri Placcialo Zofe Chiavri, salellata Trussà quintri un strop divisor dal traffico e la moto è svolata per un 80 metri dal look dall'incidente. Sul puesto sono rimasti da Urmani il personale del centro di svoti e anche i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente. La moto è stata sequestrata. Piace alla banda che non si è assaltati sportelli automatici dei banchi e ter di Basaldiele di Chiamfarmit. I malvivenzi hanno lavorato 100 dopo esplosivi. A Cherante il banco Materoban circa 3.000 euro. Dalle roberie fatte approfittando dal scure e dall'agnoto non si sono in acquarschi che sono a giuste per dal sportello. Dopo l'allarme sono rimasti durmani i carabinieri. Il sportello non funziona, ma la banchia è stata viarte regolarmente. E 7 lavoratori a neri su 12 occupati. A finita i fastidi sono aziende agricole dai cui orientai i carabinieri dal nucleo ispettorato dal lavoro di Udine hanno fatto qualche controllo mirati per verificare rispetto dalle norme anti-Covid e di che in materia di lavoro in tal settore di agricoltura con particolare attenzione alle attività della vendemmia. I risultati dai controlli fatti dal fin della settimana passata alla portata giuste a Ponta afferma l'attività imprenditoriale di un'azienda agricola che occupava a Nieri 7 lavoratori su 12, tutti di nazionalità italiane e sono stati fatti multi per 23.000 euro in tutto. E un uomo di 94 anni di Palacciula è morto al colpo dal coronavirus dagli ultimi 24 ore e sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva e 41 che sono ricoverate in altri reparti dall'ospedale. Su 4.031 tamponi molecolari sono saltati fuori 40 infettati, invece sono 11 che i venus fuori di 6.687 tamponi wells antigenics. La classe di età più colpita dalla malattia che è tra 0 e 19 anni, che sono un caso su 3 di che registrati. Il colosso dai tabacs BAT si prepara a Vierzi a Trieste, dove la metterà un pit il new polo di produzione manodome di 20 metri quadrati. L'investimento di 500 milioni di euro è stato presentato di mattina alla presenza dai ministri Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli e dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il new centro di innovazione è Better Tomorrow Innovation Hub. Alla sclarito l'amministratore delegato del British American Tobacco, Roberta Palazzetti, darà lavoro a 2.600 persone. Il polo sarà fatto all'area franche di Bagnoli della Rosandre. E una nuove palestre multifunzionali vengono assunte alla grande Aries, che sono da ora ristrutturate lì dalle vecchie caserme di Osof di Udine, Nusconte, Dot e il sindaco Pieri Fontanin Senten. Stiamo facendo una palestra polifunzionale, una palestra importante, spendendo 3 milioni di euro, perché ad esempio a Udine non c'è una bella superficie per fare pattinaggio, sono ridotte ad un VR, e quindi io vi voglio di partire dentro la caserma Osof in queste palestre le possibilità ai giovani di poter fare pattinaggio, ma non dove giocare a basket, giocare a pallavolo, due sport, anche il ballone a 5, che è un altro sport che si può fare in spazi più ristretti.
Questa palestra avrà anche una tribuna per il pubblico, 196 posti e quindi darà un ulteriore contributo a che domande forti di spazi per gli sportivi che vogliono praticare queste attività in zone est della città di Udine. Quindi sarà servizio non solo degli abitanti che vivranno dentro la caserma Osof, ma anche dentro che vivono nella zona est della città di Udine. E ora resta sempre a Udine Partabadi, Nadal. Il comune di Udine darà infatti 60.000 euro alle associazioni dai borgs dal città per fare più belle per Nadal. Sentin l'assessore Maurizio Franz. Dopo le tante iniziative di quest'estate che hanno portato tanti turisti in città di Udine, come è già ora di prepararsi per il Nadal. Perché come voi di rendere un Nadal che sia bello per gli udinesi, ma anche per i tanti turisti che si augurano che vengano qua. E quindi ho fatto dal Nadal tradizionale, dai alberi di Nadal, dai presepes e dai luminarie. E quindi come amministrazione abbiamo messo a disposizione una somma di 60.000 euro che vengono dati all'associazione di categorie piuttosto che a chi desvia o dai borsi perché loro presentino un progetto di iniziative per rendere più attraente, più bella e più luminosa la città di Udine. Il contributo verrà dato a tutti che presenteranno anche il progetto qua con un limite del 60% degli investimenti che loro faranno per l'uso e per gli addobbi di Nadal e con un limite massimo, un tetto di 5.000 euro. Quindi riteniamo che con che importi che sono importi importanti, poi realizzare un bel progetto che ha l'anima di tutti gli svi e i bordi di città. Per altre robe, invece che riguarda la via principale, via Mettiadvieri, piuttosto che gli splaci, ecco, lei intervenirà direttamente l'amministrazione comunale. Ecco, però bisogna già mettersi in moto come per chiappare gli slus che sono più belli, perché anche altre amministrazioni si stanno muovendo in che direzione qua, quindi noi vogliamo che Udine si presenti come capitale della luce. È stata presentata l'edizione numero 60 volte di Chiese Moderne in programma dal 2 al 10 di ottobre. La fiera torna in presenza con 100 pavillons completamente ritornati a Metti a Seste. Nus in favela il presidente di Confartigianato Friuli Vignese Giulia Graziano Tilatti. Le prime mostre sono quasi tutte in presenza di ripartenze, anche una volta il mondo degli artesani ha presentato delle innovazioni che riguardano le chiese lì che per Santa Scugna abbiamo passato tanto tempo nel 2020 e 2021 e quindi il mondo dell'artigianato e il confartigianato si è preparato a portare un ulteriore contributo non solo di innovazione ma anche di manutenzione per tenere sempre che il luogo che è sacro per il mondo furlan, ma anche per tante altre enti che si richiamano in questa fiesta. E sono arrivate sere, dopo una riunione durata di 3 ore, le concessioni che spietavi nel CTS per il sport e il spettacolo. La capacità in tai stadi senta i lux fur l'aire e può passare dal 50% di Cumò al 75%. In tai plac dai sport, in tai lux al Sirat si va dal 25% di Cumò al 50%. Pace che riguarda cine, teatri e sali di musica si passa al 100% fur all'AIR e all'80% al Sirat. Nessuna restrizione per i musei. Duc e Varan di si sa ben il Green Pass. Il Comitato così ha risponduto alle domande fatte dal Ministero della Cultura Dario Franceschini e dal sottosegretario con deleghe allo sport Valentina Vezzali. E alle ridotte anche per Usgnot, grazie di ben ascoltate, si vede domani sera. Mandi.